Ai tempi di Facebook certamente l'impressione è che i condizionamenti siano molto e sempre più vischiosi. Non si tratta di affidarsi quindi alla pancia ma alla testa, tuttavia nella filosofia c'è una valenza che è la passione e questo aspetto passionale, direi sentimentale, emozionale, i giovani lo capiscono, sicuramente lo capiscono meglio di noi adulti, lo sentono. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi. La filosofia ai tempi di Facebook, due mondi lontanissimi per dirla combattiato, o forse no. Ragionare, costruire e articolare un pensiero critico, lontano dalle semplificazioni da tastiera a cui ci siamo abituati, è ancora possibile. Fare filosofia è proprio questo. A ricordarcelo arriva a Treviso lo Young Thinkers Festival, festival dei giovani pensatori, il primo evento del genere rivolto agli studenti. Di rendere protagonisti gli studenti di questa costruzione, insomma, di un pensiero critico, di una riflessione su un tema particolare che appunto in questa prima edizione è Dio. Spiritualità, dialogo critico, confini della libertà, temi cardine che all'Auditorium Appiani e al Museo di Santa Caterina saranno affrontati da personalità come il professor Umberto Curi per poi dar spazio agli studenti. È un'occasione di dialogo dei ragazzi con queste personalità filosofiche perché ulteriormente i ragazzi stessi presenteranno le loro relazioni. Non solo a studenti e professori, gli incontri sono aperti a tutti.